Più di 3.000 persone hanno voluto essere presenti a Tezze per celebrare la vita di Sammy Basso. Le campane a festa accolgono il feretro davanti alla chiesa parrocchiale. I paramenti dei sacerdoti sono quelli bianchi della Pasqua. Tutti gli amici indossano abiti colorati, non il nero che lui non avrebbe voluto. C'è la festa, coi canti di speranza che il coro esegue e fa cantare all'assemblea. Le letture scelte parlano della carità, la virtù più grande anche della fede e della speranza, e le beatitudini, quelle che esaltano i piccoli e gli umili. Così era Sammy, che però è stato altrettanto grande nella fratellanza, nella disponibilità, nel mettersi in gioco e nel non piangersi addosso. Le lacrime, è ovvio, non mancano, ma la tristezza di questo momento è velata dalla letizia francescana a cui Sammy ha fatto tanto riferimento nella sua vita. Scienziato e uomo di fede, dopo una crisi avuta all'età di 12 anni, quando la progeria, secondo quel che si temeva, se lo sarebbe già quasi dovuto portare via. È arrivato al 2024 e ha portato attorno a sé tantissime persone. Nelle braccia di mamma Laura è spirato sabato 5 ottobre e proprio la mamma, col papà che la stringe al suo fianco, gli dà il saluto più affettuoso. Un immenso grazie a te, caro Sammy, per essere arrivato come un dono speciale nella nostra famiglia, per aver colorato la nostra storia con delle sfumature che solo con uno sguardo acuto si possono cogliere. Ci siamo amati, sostenuti e arricchiti a vicenda. Il nostro è stato un percorso faticoso, ma che ci ha costretti ad andare all'essenziale, a non sprecare neppure un sorso della vita. E ora ne siamo certi, tu ci sei e ci sarai sempre vicino. È la certezza che ci viene dall'aver sperimentato in te e con te la presenza di Cristo morto e risorto. Grazie Sammy e arrivederci. Sammy vi direbbe: ciao amici, grazie per essere venuti, vi voglio bene. Grazie.